Massimo Bellavista, Lega Coop Agroalimentare, ultima giornata degli Stati Generali della Pesca del Veneto. Il vostro intervento come Lega Coop Agroalimentare su cosa avvertirà? Beh, innanzitutto apprezziamo il grande lavoro fatto dalla Regione Veneto nella costruzione di un piano di gestione che coinvolge tutte le tecniche settoriali, un lavoro portato avanti in questi mesi che confluisce in queste giornate di lavoro e che oggi andremo a presentare in occasione di questa iniziativa. Noi come associazione siamo disponibili a lavorare insieme congiuntamente al Veneto e al Friuli e all'Emilia Romagna per creare un modello che sia sostenibile e vincente dal punto di vista economico, produttivo e sociale. La pesca a strascico con reti e ramponi è un po' l'argomento che lei ha trattato nel suo intervento. Beh, parliamo di un settore, quello dello strascico e dei ramponi, che sta soffrendo tantissimo a causa appunto dell'impennata dei prezzi del carburante. È un settore che necessita di un grande aiuto e di un grande sostegno per arrivare a garantire la propria sostenibilità, anche dal punto di vista economico, oltre che ambientale. Perfetto, molto bene. Grazie. Grazie, buon lavoro.